Dopo gli appuntamenti natalizi, il nuovo anno apre le porte del teatro sociale ad una stagione concertistica di grande richiamo per appassionati e non. 3 momenti dedicati alla bella musica, di cui 2 con l'Orchestra di Padova e del Veneto, che sarà al Teatro Sociale il 15 febbraio e il 21 marzo, e uno con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, in programma il 18 aprile. Ad aprire questa kermesse musicale sarà sabato 15 febbraio alle 21 The Planet di Gustav Holst, versione di Morton, eseguito dall'Orchestra di Padova e del Veneto con la giovane e bravissima Beatrice Venezzi, direttore. Serata particolare perché a fare da sfondo al concerto ci saranno le suggestive immagini proiettate a cura di INAF, Osservatorio Astronomico di Padova, e Big Rock Institute of Magic Technologies. Il pubblico potrà così scrutare il cielo ed immaginare la sua musica. Ma l'Orchestra di Padova e del Veneto tornerà al Sociale di Rovigo sabato 21 marzo, sempre alle 21, diretta da Gerhard Korsten, con il concerto numero 5 Imperatore in Mi bemolle maggiore, opera 73 per pianoforte e orchestra, e con Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92 di Beethoven. Al pianoforte Federico Colli. Entrambi i concerti vengono proposti a 3 euro per i giovani. Vista infatti la grande partecipazione e il sold out delle prove aperte del mattino rivolte agli studenti delle scuole medie superiori, l'Assessorato alla Cultura, Teatro Sociale e l'Orchestra di Padova e del Veneto hanno deciso di dare una grande opportunità ai ragazzi e alle loro famiglie, offrendo un ingresso agevolato a 3 euro per gli under 25. La stagione proseguirà il 18 aprile con Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 25 di Beethoven, per soli, coro ed orchestra. Protagonista l'Orchestra Filarmonia Veneta con il coro Città di Piazzola sul Brenta, con i Polifonici Vicentini e con il coro lirico sinfonico e voci bianche San Filippo Neri. Direttore Marco Titotto. Siamo felici, ha detto l'assessore alla cultura Roberto Tovo durante la presentazione avvenuta oggi a Palazzo Nodari, di proporre alla città questi momenti musicali di grande raffinatezza e pregio. Cultura significa crescita di una comunità, significa apertura, significa condivisione e aggregazione e significa emozione. E sono sicuro che questa stagione concertistica saprà emozionare. E ringrazio chi ha collaborato e i protagonisti di questi grandi e attesi incontri musicali. Confido in un buon consenso da parte del pubblico rodigino e non solo. Soddisfazione anche da parte del direttore artistico del Teatro Sociale Luigi Puxeddu. È una stagione molto interessante, sono felice ci siano 3 concerti con orchestra e spero in un futuro concertistico e di opere con un pubblico sempre più giovane. Ci piacerebbe molto avere a teatro le famiglie.